dare questa pista era un segnale forte e importante per il quartiere, per i ragazzi che praticano pattinaggio, perché insomma, sono momenti aggregativi importanti e l'Ancona Skating ha preso la struttura in gestione per un anno e quindi era un segnale forte che volevamo dare. Abbiamo, come dicevo prima, ridato vita anche alla pista di pattinaggio del Passetto, abbiamo speso 30.000 euro per la pista di pattinaggio del Passetto, altrettanti per la pista di via Sacripanti di pattinaggio e oggi abbiamo risistemato e riaperto nuovamente questa struttura e siamo molto fieri e orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti perché per noi lo sport è molto importante. Pattino da 5-6 anni più o meno. Hai già provato a pattinare in questa nuova pista, come ti sembra? È molto bene, si pattina molto bene e abbiamo già iniziato a allenarci qua, è molto più grande e quindi si riesce meglio a pattinare anche quando siamo più persone. E quante ore ti alleni al giorno, alla settimana? È 2 ore al giorno per 5-6 giorni alla settimana, quindi 12. Da quanti anni pattini? Sono 9 anni, 10. Ho iniziato a 3 anni, io ora 12. E come ti sembra questa pista? Bella, anche perché noi vediamo da Ascoli, quindi c'è un po' di strada, quindi ci deve piacere tanto per venire fino a questo. Perché ti piace questa pista? Che cosa ha di diverso da quella dove ti sei allenata fino ad ora? Innanzitutto non scivola, perché noi per esempio al capannone scivola molto, poi è grande, quindi ci si pattina bene.